Lotta agli sprechi per arrivare a una riduzione degli stessi. Come fare? È di questo che si è discusso sabato 18 maggio in un convegno indetto dalla lista Andrea Cereser, sindaco si può, che si presenta alle elezioni amministrative di Sandona di Piave il 26 e 27 maggio. Tutto questo a partire da direttive europee, ma anche dal programma elettorale di Andrea Cereser, che si impegna, entro i primi 100 giorni, a rivedere la spesa e ridurre sprechi idrici, elettrici, di calore, di cibo e non solo, perché la lotta allo spreco deve tornare ad essere un modo di vivere come lo fu per le generazioni prima di questa. Sostenibilità significa tutela dell'ambiente, sua promozione, ma anche fare delle scelte che in qualche modo migliorano il benessere delle persone. Dal punto di vista concreto, questo è l'anno europeo per la lotta contro gli sprechi alimentari, quindi sicuramente valorizzare tutte quelle situazioni che portano a un recupero dei prodotti, ad esempio ancora disponibili sui banchi della grande distribuzione, prima che vengano eliminati. C'è un progetto che abbiamo inserito nel programma, e cioè la possibilità di recuperare questi prodotti attraverso una sinergia tra l'amministrazione e le associazioni di volontariato e farne materia prima per alimentare una mensa che sia ad uso delle persone che in questo momento hanno una grave condizione di difficoltà. Un altro progetto che abbiamo previsto riguarda la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, che può essere una importante opportunità per tutto il comparto agricolo, aggiungendo valore al reddito delle imprese che in questo momento sono penalizzate dalla vendita di prodotti non trasformati alla grande distribuzione. Slow Food Italia, che si è presentata al convegno con lo slogan Il nostro spreco quotidiano, che si riferisce al nostro pane quotidiano, noto versetto della preghiera del Padre Nostro, come smettere quindi di buttar via cibo e risorse. Bisogna promuovere un'idea di cibo slegata dall'idea di merce, più legata recuperando il valore, quindi il valore di chi il cibo lo produce, dai contadini agli allevatori, e anche il valore del cibo stesso. In questo senso noi proponiamo una serie di azioni che vanno nella direzione appunto del recupero del valore del cibo e in particolare la promozione del prodotto locale, del prodotto stagionale attraverso vari canali e vari progetti. Per esempio il mercato della terra, che è un mercato dei contadini fatto con alcuni criteri, è un progetto che Slow Food porta avanti per appunto promuovere anche il territorio locale. Il punto centrale resta che aiuta un'amministrazione comunale a individuare le aree di spreco delle risorse e a definire i percorsi per la riduzione degli sprechi. Acquisti Pubblici Verdi nasce proprio per affiancare le amministrazioni comunali in questo lavoro. Punto 3. Accompagna diverse pubbliche amministrazioni nell'inserimento, secondo quelle che sono le norme di riferimento in materia di appalti pubblici, di criteri ambientali nelle gare, nel rispetto anche di precise indicazioni che il Ministero dell'Ambiente dà. Dal 2014 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno inserire almeno per il 50% dei loro acquisti criteri ambientali, e quindi la nostra attività è proprio questa, cioè di fornire attività attraverso un'attività di consulenza specifica o di formazione, quelle che sono le indicazioni a chi tutti i giorni fa gare d'appalto per inserire criteri di qualità ecologica all'interno appunto degli acquisti pubblici. In concreto, ad esempio, una pubblica amministrazione potrebbe acquistare carta riciclata o carta proveniente da una gestione sostenibile dei boschi e delle foreste, quindi carta non responsabile della deforestazione. Considerate che noi a livello globale perdiamo ogni anno l'equivalente della superficie boscata della Grecia, acquistando ad esempio prodotti certificati FSC o PFC. La pubblica amministrazione, oltre a dare il buon esempio, potrebbe arrivare a garantire il rispetto di quelle che sono le regole di fondo appunto dell'acquisto e della commercializzazione di prodotti in legno derivanti dal legno.